valida ed è già Montagnana che va a tagliare Urbana per prendersi la testa della gara, che vince da Urbana e Saletto, quindi Santa Margherita, Castelbaldo e Masi. Ora è Urbana a passare per primo alla prima curva di mezzogiorno sotto la Rocca degli Alberi. La disputa appunto è tra Santa Margherita, Montagnana, Urbana e Saletto. Urbana è sempre in testa, il primo giro, vanno ad affrontare quindi il secondo giro e la seconda curva di mezzogiorno. E sempre ora Santa Margherita a sorpassare Urbana, è un continuo susseguirsi tra Santa Margherita e Urbana. Ecco quindi il secondo passaggio sotto la Rocca degli Alberi, sempre in testa Urbana, ma la disputa è tra Santa Margherita ed Urbana, seguiti da Saletto e Montagnana. È sempre loro l'ultimo giro da fare. Urbana cerca di trattenere il cavallo perché la curva è assai difficile, ma viene sopraffatto in questo modo da Santa Margherita, che va ad affrontare la sua ultima curva sotto la Rocca degli Alberi, seguita ad un'incollatura da Urbana e quindi Saletto. È sempre in testa l'uscita Santa Margherita, è seguita da Urbana e quindi Saletto, e Santa Margherita, Urbana, Saletto, quindi Montagnana, Urbana tratta in caduta, Castelbaldo e Masi come ordine. Sarebbe, se è ufficializzato, la prima vittoria di Santa Margherita d'Adige. Dopo 33 edizioni attendiamo l'ufficializzazione da parte dei saggi. Gancia qua, bello! Gancia! Attendiamo comunque l'ufficializzazione da parte dei saggi, quindi invitiamo quelli che sono disposti dalle curve e dal rettilineo frontale di venire qui sul palco. Ricordo